Quali sono i reali benefici dell'olio extravergine di oliva sull'organismo e il corpo umano? È ormai risaputo che l'olio Evo fa bene alla salute. Infatti, utilizzare un buon olio di qualità significa prevenire e curare diversi problemi dell'organismo. Occorre quindi non avere timore di un uso quotidiano di questo prodotto, in quanto non è un semplice alimento, ma è considerato un vero e proprio nutraceutico, cioè una sostanza di origine naturale e vegetale in grado di svolgere una funzione benefica sul corpo umano. Io sono Giorgio Marretta, biologo e produttore di olio extravergine, e in questo video ti spiego perché l'olio non dovrebbe mai mancare all'interno della tua dieta e quali sono i reali benefici dell'olio per la tua salute e quella dei tuoi cari. Le proprietà dell'olio sono ampiamente dimostrate scientificamente e sono dovute alle sue particolari componenti. Per capire meglio quali sono i reali benefici, partiamo con l'analizzare più da vicino cosa è prima di tutto l'olio. Nella visione collettiva è catalogato come un semplice grasso vegetale, ma in realtà è molto di più. Analizzandolo al microscopio e in laboratorio si evince che è composto da due macrocomponenti, che possiamo definire come una frazione detta saponificabile e una detta non saponificabile. La frazione saponificabile è composta soprattutto dai trigliceridi, che sono i grassi più diffusi in natura e che magari hai sentito nominare quando vai a fare le analisi del sangue. I trigliceridi nell'olio sono degli acidi grassi chiamati acido oleico, acido linoleico e acido palmitico. A differenza di quello che possiamo pensare, questi sono molto importanti per la salute, soprattutto l'acido oleico, un acido grasso monoinsaturo che è presente fino al 70% negli oli italiani. Grazie a questi acidi grassi, come sostenuto dal ricercatore del CNR Saverio Pandolfi, l'olio extravergine è considerato l'alimento più simile al latte materno. Diversi studi, infatti, hanno dimostrato come questi siano di fondamentale importanza per i bambini, in quanto favoriscono la crescita e lo sviluppo del tessuto nervoso. Inoltre agiscono anche da antinfiammatorio naturale, migliorando la pressione arteriosa e riducendo il colesterolo nel sangue. Questo vuol dire che previene le malattie cardiovascolari che, come riferito dall'Istituto Superiore di Sanità, rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. Quindi possiamo già affermare che tutte queste proprietà sono davvero qualcosa di straordinario per la nostra salute. Ma i benefici dell'olio non finiscono qui. Abbiamo visto la frazione saponificabile e adesso vediamo la frazione non saponificabile. Questa è composta dagli antiossidanti, che sono preziose sostanze in grado di contrastare l'invecchiamento delle cellule e lo stress ossidativo. Gli antiossidanti dell'olio sono veramente tantissimi. I polifenoli, i carotenoidi, le clorofille, lo squalene, i fitosteroli, la vitamina E e la vitamina A. Tra i polifenoli in particolare abbiamo l'oleuropeina, che è la sostanza responsabile del gusto amaro e che è composta dall'acido elenolico e dall'idrossitirosolo. Questo favorisce la liberazione di neutropine che migliorano la sopravvivenza e la crescita delle cellule nervose, mantenendo il cervello giovane e favorendo quindi la memoria, i processi cognitivi e prevenendo le malattie neurodegenerative come ad esempio l'Alzheimer. Poi abbiamo l'oleocantale, che è la sostanza responsabile del piccante. Questa è un potente antinfiammatorio naturale che ha proprietà simili all'ibuprofene, principio attivo dei più comuni analgesici. Tra i polifenoli secondari ci sono poi i flavonoidi, i flavoni e gli antociani, che sono dei pigmenti responsabili dei colori rosso-violaceo che possono assumere i frutti. Oltre ai polifenoli abbiamo la vitamina E, che protegge le nostre cellule dallo stress ossidativo e aiuta l'assimilazione delle vitamine liposolubili, cioè quelle che si possono dissolvere nei grassi, ovvero la vitamina A, la vitamina D e la vitamina K, e contribuisce a rinforzare le ossa. E la vitamina A, che insieme ai carotenoidi promuove la sintesi del collagene e dona una pelle morbida ed elastica.
Già basterebbero questi innumerevoli benefici per farci capire come l'olio extravergine non sia solo un semplice condimento, ma un vero e proprio elisir di lunga vita. Infatti, se usato quotidianamente, è in grado di estrarre le vitamine e i sali minerali dagli altri alimenti fino a 10 volte di più rispetto ad altri oli. Accelera il metabolismo e fa bene allo stomaco. Infatti riduce i problemi di gastrite, migliora la digestione e ha un effetto disintossicante e può prevenire la stitichezza e il gonfiore addominale. Ma non è ancora finita. L'extravergine regola il microbiota intestinale e ne migliora l'equilibrio, con effetto benefico per il sistema immunitario. Favorisce la longevità, infatti ha un'azione nutrigenomica con effetto diretto sui geni della longevità e quindi sulla lunghezza della vita. Per questo non è saggio toglierlo dalla dieta o ridurlo ai minimi termini al solo scopo di ingerire meno calorie. I tagli vanno fatti ad altri alimenti. Infatti devi sapere che se abbinato ai carboidrati riduce l'indice glicemico e quindi è indispensabile nell'alimentazione di chi vuole mantenere una linea perfetta, di chi vuole dimagrire e per chi vuole contrastare il diabete. Inoltre i suoi grassi inducono il senso di sazietà. E per finire, l'olio extravergine di oliva è un elisir della felicità. Sì, esatto, hai capito bene. L'olio ha la capacità di influire sull'umore delle persone che lo consumano, in quanto stimola la produzione di serotonina, conosciuto anche come l'ormone della felicità. Infatti, uno studio scientifico ha dimostrato il suo effetto benefico in pazienti gravemente depressi. Quindi, più olio extravergine per essere felici. Sembra uno slogan pubblicitario, ma invece è pura realtà. Ecco spiegato il perché in tutte le culture antiche, come i greci e i romani, l'ulivo era una pianta venerata e considerata sacra vicina agli dei, proprio per tutti questi straordinari benefici, che forse oggi abbiamo anche un po' dimenticato e dobbiamo imparare a riscoprire piano piano. Oltre a tutti questi benefici, naturalmente l'olio trova un largo utilizzo anche in tutta l'industria della cosmesi e dell'estetica, argomento che magari tratterò in un altro approfondimento. Per concludere, voglio lasciarti con una frase della dottoressa Sara Farnetti, specialista in medicina interna, nutrizione funzionale e metabolismo. L'olio extravergine di oliva è l'unico elemento funzionale già esistente in natura ed è dimostrato che possiede solo proprietà benefiche e incarna il prototipo del cibo detto alicamento, ovvero un alimento che stimola la regolazione dei processi fisiologici e favorisce l'efficienza nutrizionale dei sistemi biologici. In sostanza, un alimento buono, sano e giusto. Bene, in questo video abbiamo analizzato nel dettaglio la composizione dell'olio extravergine e abbiamo fatto una scorpacciata di tutti gli effetti benefici dimostrati. Se vuoi saperne di più sul mondo dell'extravergine e se pensi che queste informazioni ti siano state utili, iscriviti al canale, condividi questo video e se hai domande o curiosità che vorresti sapere, scrivimele pure nei commenti e sarò felice di risponderti. Ti mando un caro saluto e ci vediamo al prossimo video.